Nelle campagne di Sindia, in provincia di Nuoro, i carabinieri hanno fiutato qualcosa di grosso. E quando dico fiutato intendo letteralmente. Un forte odore li ha portati a scoprire una maxi piantagione illegale di marijuana, con oltre 2000 piante. Ti racconto i dettagli dell'operazione e come è scattato l'arresto. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Siamo a Sindia. Una pattuglia dei carabinieri sta facendo il normale controllo del territorio quando, vicino al centro abitato, sente quell'odore inconfondibile di marijuana. Seguire l'olfatto ha dato i suoi frutti. Dopo le prime indagini, i militari hanno individuato il terreno e trovato una piantagione meticolosamente organizzata. Non parliamo di poche piantine, parliamo di 2210 piante disposte su 36 filari, alte quasi 1 metro e con un peso totale stimato di oltre 2 tonnellate. Per gestire questa coltivazione, il proprietario, un 34enne residente nel paese, subito arrestato per coltivazione illecita, aveva allestito un sofisticato sistema di irrigazione a goccia, alimentato da 2 enormi cisterne d'acqua. Per chiarire ogni dubbio, gli specialisti del RIS di Cagliari hanno analizzato la sostanza e il risultato è questo. La concentrazione del principio attivo, il THC, era tra il 3 e il 10%, un valore decisamente superiore ai limiti consentiti dalla legge per qualsiasi coltivazione legale. L'efficacia dell'operazione è stata garantita anche dal supporto dello squadrone dei cacciatori di Sardegna. La cosa che ci fa riflettere è che questa non è la prima volta che succede in questa zona. È il secondo maxi sequestro di marijuana nella zona di Sindia nel giro di pochi mesi. Questo ci dimostra che le campagne a Sardegna ormai sono diventate un terreno fertile per questo tipo di traffici, ma anche che la vigilanza delle forze dell'ordine è alta. E allora mi chiedo e ti chiedo, i recenti controlli più stretti stanno solo scoprendo un fenomeno che era già vasto e sotto traccia? Se vuoi rimanere aggiornato sulle operazioni delle forze dell'ordine in Sardegna e sostenere la legalità, lascia un mi piace, commenta la notizia e iscriviti al canale. Grazie per la tua presenza e ci vediamo nel prossimo video.